Con questa iniziativa da consigliere regionale voglio portare la voce dei sindaci della mia città che sono in estrema difficoltà ad accettare un bando nazionale che vede assegnatari i comuni in dissesto. Io sono del parere che le risorse sono dello Stato italiano e sono di chi ha la possibilità di godere di quelle risorse, quindi va date a comuni virtuosi e a un territorio virtuoso come il nostro. Chiedo con forza a questo governo di rivedere il modo di assegnare le risorse ai vari comuni e far sì che anche al nostro territorio arrivino delle risorse consone a dare delle risposte. Quanto sollevato anche dal sindaco di Erbè, Nicola Martini, è importantissimo. Vanno premiati i comuni virtuosi, non coloro che invece hanno un dissesto finanziario, così come accade oggi col bando sicurezza edifici scolastici. Anche da parte mia, che sono di parte del governo attuale, sarà compito sollecitare lo stesso governo appunto per agire e intervenire su queste misure che sono di vitale importanza per quei piccoli comuni che le opere le devono realizzare a servizio della collettività. Come sindaci del Veronese, siamo circa 32, siamo favorevoli a questa mozione perché questo bando, che è stato bando nazionale del Ministero degli Interni, praticamente va a penalizzare tutti questi sindaci della provincia di Verona, ma di tutta la regione Veneto, per cui noi che abbiamo i bilanci in ordine e quindi non siamo in dissesto finanziario, ci troviamo ad essere penalizzati in graduatoria e quindi essere gli ultimi della graduatoria, per cui chiediamo che vengano modificate le regole, anzi che vengano anche rispettate le regole, perché la legge stessa dice che i finanziamenti non devono essere dati ai comuni che sono in dissesto finanziario ma che hanno meno avanzo di amministrazione e quindi non in dissesto, per cui basterebbe soltanto iniziare rispettando la legge e poi modificandola e cercando di premiare quei comuni che sono sostanzialmente virtuosi.